Gentili telespettatori, vi parliamo dal ponte di Moulin-Neuf. Siamo a cavallo delle province di Gorizia e di Udine. Fino al 24 maggio del 1915 era il punto di confine fra l'Italia e l'impero austro-ungarico. Ecco, non siamo venuti per parlarvi di storia, ma bensì del degrado in cui si trova in questo momento il fiume. Si dice che le immagini parlano da sole. Questa non è la foresta amazzonica, ma dovrebbe essere l'alveo del fiume Iudrio. Ecco, vedete che in questo momento sta scorrendo liscio e limpido lungo il suo passaggio, ma come potete notare, insomma, si trova di tutto: foreste, immondizia. Qui addirittura c'è un albero che passa proprio sotto i piloni del ponte, chissà quanti ce ne saranno passati. Allora io mi chiedo, anzi chiedo ai nostri esponenti politici di qualsiasi ordine e grado: è possibile che in un paese civile e democratico si debba assistere ancora a questi scenari ignobili? Cioè ci chiediamo, la prevenzione conta di più sul territorio oppure solo a parole? Il mio collega e amico Rosario Padovano direbbe è una vergogna, e ha perfettamente ragione. Io invece dico questo: negli anni 70 qualcuno veniva mandato a Fangala. Io dico di più, vista la situazione, non sarebbe ora di mandarli ad Assara Fangala? Se questo è un paese civile e democratico, beh, giudicatelo voi. Ripeto, le immagini parlano da sole. La prossima piena io manderei gli stessi a pulire, a dare una mano a coloro che sono invasi dall'acqua, gli stessi che impediscono alla gente comune, o comunque, ripeto, alla protezione civile o chi di competenza, di entrare nei fiumi a sistemare, a riportare gli alvei come erano una volta. La prossima volta, pale picon e vueli di comedon, lo dici par furlan, e io scrivo chiappedi in chilè. Basta che le facili il chiacchierà. Chi sta la situazione? Giudicai il guatris. Ripeti, è anche un cartello. Divieto di transito. Sic transit gloria mundi.